A Metapolitica, il fuoriscena del potere, la trasmissione che va in onda in diretta sul canale YouTube dell'Identitario, abbiamo realizzato un dibattito sulle due schiforme, come le abbiamo soprannominate noi dell'Identitario, approvate dalla maggioranza di centrodestra e volute dal governo Meloni: il premierato e la cosiddetta autonomia differenziata. Ospiti della puntata sono stati il professore Daniele Trabucco, un costituzionalista, il documentarista e giornalista Fulvio Grimaldi e l'avvocato Ugo Cepparulo. Nell'intervento che vi proponiamo quest'oggi c'è una sintesi della linea editoriale dell'Identitario di Gigi Lissa, l'editore dell'Identitario, su queste due schiforme. Sentiamo Gigi. Allora, per quel che concerne il premierato, io sono uno di quelli che sostiene che la politica in Italia può decidere solo di poche cose interne, subalterne alle grandi scelte che invece dovrebbe compiere. E quindi premierato no, secondo me è un falso problema, perché non ci darebbe nessun ruolo in termini internazionali per poter scegliere quelle che sono le politiche nostre. Quindi non significa dare sovranità a una persona, anche se si potrebbe pensare, cioè noi lo scegliamo noi, il premier. Il punto è che oggi la politica dimostra che non è capace di decidere niente, se o poco. Io lo dico sempre, l'OMS decide le strutture sanitarie come devono muoversi, il mercato decide quando dobbiamo andare in pensione, l'UE decide le nostre regole interne su come andare a pesca o come fare il commercio, come mangiare la carne, quando, come, dove. E quindi i politici possono decidere poche cose, di solito cose interne, come quello per esempio della cosiddetta autonomia differenziata, ma che in realtà è una ruberia differenziata. Che significa questa cosa? Quindi diciamo, alla politica italiana è data di poter decidere cose verso al proprio colonialismo interno, alla popolazione subalterna. Il meridione d'Italia è la colonia interna dell'Italia, perché tutto quello che l'Italia fa è nordcentrica, è centralista, significa di prendere le risorse dal sud, e potremmo anche in termini storiche, ma anche in termini storici, ma anche in termini contemporanei, potremmo andare a vedere come, quando, tutte le volte che lo Stato centrale ha preso dal sud per poi investire in una visione sempre e solo nordcentrica. Noi abbiamo fatto un debito pubblico enorme, abbiamo investito, le risorse dell'Italia si sono investite per il 70-80% al nord, si sono fatte ferrovie che fanno da nord a nord, da nord a sud, da sud a nord, ma non da sud a sud. Abbiamo creato un sistema sanitario con i soldi di tutti, sempre al nord Italia. I ministeri erano ministeri nazionali, le regioni non decidevano nulla. Si è deciso di investire al nord perché si diceva che lì era un fatto strategico, era più vicino all'Europa economica che contava, e si è investito così per decenni e decenni e decenni. Poi magari possiamo stilare qualche dato e parliamo di numeri a supporto di quello che sto dicendo. Si sono fatti delle fandone come la Cassa del Mezzogiorno. La cassa si chiamava del Mezzogiorno, ma per il 90% erano le aziende del nord che usufruivano di quei soldi, facevano cattedrali nel deserto al sud. Quando avevano preso tutti i soldi, scappavano e non li si vedeva più nessuno. Oggi che cosa succede? È come se noi compriamo una casa insieme e decidiamo che la rata del mutuo per comprare quella casa è di 1.000 euro, e io ed il mio socio la paghiamo a 500 euro per ciascuno. Ad un certo punto il mio socio si frega la casa, però mi lascia la rata di 500 euro. A noi ci hanno lasciato solo il debito, però l'investimento se lo sono presi loro, e non solo si sono presi l'investimento, anche i frutti che trarranno di quell'investimento. Ecco che cos'è l'autonomia differenziata for dummies, come dicono gli inglesi. Quindi poi dietro possono esserci tante scuse che possono essere costruite dietro un fantomatico tecnicismo
ma non è altro che questo. Chiaramente io colgo questa occasione per dire alle popolazioni che vivono nel meridione d'Italia, al sud, di svegliarsi, perché questa può essere una grande occasione, non in termini di gestione regionale, perché non ci hanno lasciato niente di quello che erano i soldi di tutti per poter intraprendere, ma di svegliarci politicamente, perché questo tipo di Italia, che va avanti da 160 anni circa, è a filo diretto. Se ne frega delle isole, i sardi, i siciliani, i meridionali. Siamo colonia di una colonia. In fondo l'Italia sta facendo la stessa fine che abbiamo fatto noi dentro all'Italia, sta facendo dentro all'Europa. È un cane che si morde la coda.